Il mio è un intervento brevissimo, non voglio togliere spazio alla banda Polizia di Stato che ha celebrato l'anno scorso 90 anni della sua storia. Noi siamo qui e stasera è il risultato di un lavoro di tante anime, di tante donne e di tanti uomini della Polizia di Stato, ma in questo ringrazio il Comune di Agrigento, la Regione Siciliana, in particolare l'Ente Parco della Valle dei Templi, il Libero Consorzio regionale di Agrigento, la Prefettura, la Questura di Palermo, i colleghi, un po' tutti, che hanno lavorato con passione e generosità a questo evento. Noi abbiamo voluto fare soltanto lasciare un segno ai ragazzi, ai giovani e dire, prendiamo esempio da chi prima di noi, e io normalmente cerco di ispirare la mia vita a chi l'ha sacrificata, a giovani mariti, giovani padri che negli anni della storia di questo paese hanno lasciato il loro sangue sulle nostre strade. Quindi in particolare, è chiaro, mi rivolgo ad Antonio, a Rocco, a Vito, ad Emanuela, a Claudio, a Eddi, ad Agostino, non vorrei dimenticare nessuno. È chiaro anche a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino e a Francesca Morvillo. Oggi vedo un sacco di giovani, avrete l'opportunità di ascoltare la banda della Polizia di Stato, che non è solo un'eccellenza della Polizia di Stato, ma è un'eccellenza del nostro paese, paese Italia. Ora però vorrei giusto dire due parole a voi ragazzi. Voi, è scontato quello che sto per dire, siete il futuro di questo paese. Vi do solo due consigli: di fare i conti con voi stessi, perché io sono dell'idea che solo quando ci si può guardare allo specchio in maniera serena e tranquilla si possono guardare in faccia tutti gli altri senza mai distogliere lo sguardo. E poi siate critici non solo nei confronti delle istituzioni, se è il caso, di ciò che avete attorno, ma soprattutto delle vostre famiglie, perché permettetemelo, tra i compiti più difficili che ho avuto nella mia breve vita c'è stato quello di ammettere che sicuramente non ho il coraggio di mio padre. E allora fatevi la stessa domanda e mi auguro che voi possiate dire il contrario e dire: sì, io ho più coraggio di mio padre, io cambierò questo paese, perché c'è ancora tantissimo da fare, anche se oggi avete fatto tantissimo per noi. Credo che dopo le parole di Giovanni ci sia poco da aggiungere. Peraltro Giovanni è un ragazzo siciliano, seppur palermitano, quindi nel senso che i campanili a volte nel nostro paese hanno un significato. E quindi un ragazzo molto poco più anziano di voi, che da 27 anni non ha un padre, ha una straordinaria grande madre, ma non ha più un padre. E credo che le cose che lui vi ha detto valgano molto più di tanti discorsi, di tante predicozzi, di tante altre cose che magari noi adulti, che non abbiamo avuto e non abbiamo patito le sue sofferenze, vi possono dire.